Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Aumentano le presenze turistiche in Sila, per Ferragosto tutto esaurito in alberghi, ristoranti e agriturismo, soddisfatti gli operatori. Sentiamo. Boom di presenze quest'anno in Sila per il Ferragosto, le carte vincenti, buona cucina, paesaggi mozzafiato e promozione del territorio, e così quest'anno tutto esaurito in alberghi e ristoranti, soddisfatti gli operatori del settore. Pietro Lecce, lei è una struttura turistica in Sila, allora come sta andando per questo Ferragosto? Bene, molto bene, significa che sia come ristorazione che come ricettività alberghiera siamo pieni. Aumentano le presenze rispetto allo scorso anno? E in questo momento sì, abbiamo avuto un po' di cali nei primi mesi dell'anno, però adesso c'è una netta ripresa, ma dopodiché è uscito fuori il fatto che siamo al 37° posto nel mondo come gastronomia, ci sono 7 ristoranti calabresi tra cui il nostro che sono segnalati dal New York Times. Da quello è nata una serie di cose che stanno portando avanti un bel discorso, si sta innalzando il tiro in Calabria, finalmente. Finalmente la Calabria sta diventando meta turistica. Noi abbiamo francesi, belgi, americani, sta salendo su un bel circuito. Forse uno dei primi anni che c'è un risveglio totale su questo discorso, e la Calabria sta dimostrando di essere molto accogliente, e lei forse non lo sa, ma hanno fatto una ricerca un certo professore Mauro Alvisi che siamo al primo posto al mondo come reputazione turistica. E questo è un sondaggio fatto da questo professore che fa ricerca nell'Università di Padova. Possiamo dire un po' in che percentuale è aumentata la presenza quest'anno rispetto allo scorso anno? Beh, quest'anno penso che siamo al 30% in più rispetto all'anno scorso. E anche negli agriturismi aumentano le presenze. Antonio Prospero, che è il titolare di un agriturismo in Sila, allora come sta andando per questo Ferragosto? Per me come struttura si presenta meglio dell'anno scorso, come numero di presenze e come utenza. L'utenza non è solo della provincia di Cosenza, ma anche al di fuori della regione Calabria. Presenze dalla Liguria, Piemonte e Lombardia. Tutto esaurito? Sì, esaurito fino al 25 agosto. Rispetto allo scorso anno quindi sono aumentate le presenze, più o meno di quanto? Io parlo sempre della mia struttura, c'è un aumento del 15-20%.